E direi che siamo in diretta a questo punto. Diretta Gemboy, diretta dei Gemboy. Peccato non ci sia letta a fare la diretta, peccato non ci sia letta a fare la diretta. Vedi di darmi retta e fai la diretta, vieni anche tu a letta, diretta Gemboy. Aspettiamo che si colleghino un po' di persone, siamo in diretta su Facebook. Dovete essere almeno 14 milioni. Quanti ce ne sono collegate, Michele? 13 milioni e 9. E mancano ancora 100.000. 13 milioni e 9, non ce l'ha neanche la Ferragni. No, la Ferragni c'è. Ci sta seguendo? Sì, sì. Salutiamo la Ferragna. Allora, come va, amici? Purtroppo non posso vedere i vostri messaggi perché il monitor è troppo lontano e soprattutto io con l'età che avanza e anni di insomma di vissuto, sapete, la vista è proprio una cosa biologica, cala, e quindi non posso vedere i messaggi, a meno che non mi avvicini così. No, guarda, il primo commento è stato di... che bel mucchio di... non posso dirlo, buonasera. Grande Emanuele Bellucci, immancabile lui. Grazie per il commento. Siamo qui questa sera in diretta perché quello che state vedendo è un'anteprima di quello che vogliamo andare a fare poi su Twitch, questa nuova piattaforma che alcuni diranno nuova sto che ha, per noi è vecchia ormai, invece per noi è nuova. Vaffanculo. Come? Ho capito che siamo boomer, però per noi è nuova, per la musica live così espressa non sono tante le band italiane, forse siamo proprio i primi a farlo, tutta la band su Twitch, quindi beccati questo, gamer saputone. Qui non si fanno videogiochi, qui si fa della musica così, proprio potrete fare le vostre richieste su Twitch, dediche, inventiamoci dei concorsi, avete la possibilità di darci dei suggerimenti. È come se ci fosse una trasmissione Gemboy tutta per noi. Facciamo quel cazzo che ci pare qua, nella nostra nuova sala prove ubicata in... non posso dire dove. Tana delle Tigri. Se vi state chiedendo delle mascherine, siamo tutti tamponati. Anche prima io ho fatto la constatazione amichevole e mi hanno tamponato prima. Esatto. Quanti siamo? Siamo... non lo so, dov'è che si vede? Non lo so. 202. 202. Oh, sì, più o meno. Dai, vediamo chi ti scrive. Finalmente un concerto. Beh, adesso Laura non ne sarà proprio un concerto. Sarà un showcase. Esatto, guarda. Ho perso il segnale audio io nel frattempo. Salutiamo anche questa deliziosa ragazza che dice che belli. Noi siamo molto belli. Senti, poi incredibile, possono succedere anche cose tipo queste. Tieni solo Charlie. Ma quello che non sapete è che non abbiamo una camera fissa. Possiamo fare una regia, dai una dimostrazione, regia. Certo, perché con una telecamera fissa sono capaci tutti di allestire una sala registrazione. Ma noi abbiamo anche molte camere, guarda. Abbiamo la 2, la 3 e la 4. Guardate che effetti speciali, ragazzi. Guarda. È per confondere le acque. Esatto. Per mandare i carabinieri da un'altra parte. Siamo sul rive della Romagna. Sì, esatto. Siamo alle Cayman. Va bene.
Che ne dite di fare una canzoncina che conoscono tutti? No, allora adesso chiediamo in diretta su Facebook una richiesta. Ma no, perché non sappiamo fare tutto, non possiamo fare tutto. Vediamo il primo che scrive una richiesta. Ma questo chi è che lo fa al mondo? Cioè un gruppo che suona dal vivo. Neanche noi, mi sa. Neanche noi, infatti, non siamo mica capaci di farlo. Però vediamo se qualcuno scrive in diretta una canzone, considerando che da quando io lo dico devono passare circa 30 secondi. Ok, vediamo. Quindi esatto. Qualsiasi canzone. Qualsiasi canzone, sì, cioè anche oddio, ecco. Non sono pronto io, non sono pronto. Adesso chiedono bambine troie, io non la faccio. te lo dico. Guarda, Non dire le parolacce, Carlo. No, non è una parola, ne è il titolo di una canzone. abbiamo 3, però, cioè, la prima canzone, C'è Andrea Ross. cioè, deve essere per forza questa. Qual è? Orgia Cartone. Cioè, è la prima. Andrea Ross. No, ma ci cogli impreparati. Sì, esatto. È Ma solo, dopo così tanti mesi Grazie il per la problema è domanda. ricordarla. è solo Siamo rimasti putrefatti. esatto, è solo C'è- 20 anni che la facciamo. C'è anche la quindi. foto del matrimonio. Io so che loro si sono conosciuti ascoltando Orgia Cartoon e lei gli ha detto sì. Andrea Ross è cugino di Gigi Ross. Sì. O di Diana Ross. Ah, ok. Va bene, allora adesso lo nascondo perché è brutto. La tonalità, sì, la do. Che cazzo te ne frega te che suoni la batteria? Boia. Vadi! Vadi. Voi della mia generazione che siete cresciuti coi cartoni Giapponesi! voi mi dovete spiegare perché in quei cartoni non si vede mai Trombare! solo il rocco che fa la guerra o i nemici della terra bambini buoni sentimenti felici e contenti ma in realtà Candy è un gran troione se la fa con Arcisti Anthony, Terence Alberto e anche col procione e Remy altro che poverello Cinzia Vince Tony che gestisce un bordello Dolce Remy metti la mano qui senti la scimmietta con un cazzo così ma nessuno ce l'ha più così Gundam 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 Mila e Shiro battono sui viali Mimi Ayuara è una pornostar grande festa alla corte di Francia Ismilice guardando due righe Lady Oscar con abile mossa celebrati del re oh, Lady Oscar prende il spiccone chi lo sa perché oh, Lady Oscar ti fa Maria Antonietta anziché il re ma tu forse non lo sai ma un grande ammiratore hai e chi era questo ammiratore? È l'uomo tigre che ti vuole amare ma tu sei lesbia, non lo vuoi dare così un giorno a letto se n'è andato con Megalo Man purtroppo si è beccato che cosa? L'AID esce da tana delle tigri ti fanno ciao dovevi fare come fa anche Gigrobò lui usa i preservativi da CHIO E? Cosa fa? fotte il ragazzo laggiù tromba dappertutto su e giù fai felice tutte le donne dell'umanità tromba e va per la terra tromba e va tra le stelle tu che puoi diventare Cigba fare uno Cigba protetto d'acciaio l'uccello di un ragazzo che senza paura sempre resterà dallo spazio arriverà uno che lì dietro ti darà così quando meno te lo aspetti sentirai tutti assieme da casa Vai! Dai. ah non si possono sentire gli No, altri non si possono sentire.
Abbiamo l'unico fonico regista Che rompe i coglioni. che fa anche i cori e io non Belli, cori belli. non me l'aspettavo questo S, mi hai fatto sbagliare. Comunque sentirai un razzo missile che si infila tra le tue valvole, tra i granati sprinta e va, spingia velocità supersonica, è un miracolo di elettronica, senti che male ti fa. Ma chi è? Ma cos'è? Fede? No. Non è un forbo, lo sappiamo tutti, quindi tagliamo corto, banda alle ciance, anche perché la banda è poca. Abbiamo fatto giù quanto abbiamo? 10 giga ancora. Abbiamo 10 giga al mese, quindi allora bisogna chiudere. dobbiamo tagliare corto. Indie per cui e sono l'intestro cazzo di Gundam! Applaudite! Applauso! E viva la tecnologia che ci dà questa possibilità! E va bene. Forse l'unica cosa positiva del lockdown, delle varie zone colorate è essere stati costretti a inventarsi un modo per arrivare a voi e voi a noi. E almeno però siamo riusciti a conoscere veramente le nostre famiglie, insomma. Io non sapevo di averne una, pensa. Comunque posso dire una cosa, che suonare in questo modo come degli stronzi davanti a delle telecamere è come farsi le pippe in chat con una fidanzata lontana, la stessa cosa. Fa un po' Perché tu tristezza. non te le fai? No, Come no? no, con lo specchio. Ah, Ci vuole un po' di fantasia e io mi sono comunque caricato perché prima di collegarci abbiamo fatto qualche prova e ovviamente l'energia era diversa. Ci siamo immaginati che Di dall'altra essere parte c'erano bravo, queste sì. 200 persone. Quante sono? O sono già andati via tutti? Sono? oh, non so mica. 7. Sì, sono 7. Porca miseria. Perché c'erano queste 7 persone, mi sono emozionato, adesso un po' di meno, però vabbè. Se l'avrei saputo che erano solo 7, Comunque, non mi impegnavo. parliamo un pochino di Twitch, di quello che faremo. Bene. Parliamo. In realtà Ce l'hai una base di sottofondo intanto? Di quello che faremo. Abbiamo il nostro jukebox vivente che ce la fa. Che cazzo abbiamo di una... Allora, Twitch è piattaforma nata soprattutto per i gamer, quelli che fanno i videogiochi e sicuramente lo conosceranno i vostri figli, lo conosceranno tutti i ragazzini, quelli giovani, perché è nata proprio per questo. Quindi si piantano lì davanti a questo canale per vedere la gente che gioca, interagisce con loro e rispetto a un YouTube è anche un pochino più remunerativo, c'è la possibilità è come veramente se ti offrissero un palinsesto, come se arrivasse Berlusconi e dicesse ok, prendi canale 6, è tutto tuo, e ognuno fa un po' quel cavolo che gli pare, rispettando certamente alcune regolette. Noi abbiamo qualche difficoltà nel linguaggio, sicuramente alcune parolacce non possono essere dette e poi non sono neanche così tante perché cazzo figa penso si possano dire, sono delle parole più per il politically correct. Questa cosa che sta andando ultimamente un po' troppo di moda, siamo passati dall'altra parte, ma non voglio aprire delle parentesi. Indie per cui Twitch, in realtà non abbiamo progettato niente se non il fatto di esserci dentro. Una volta che si è dentro, noi con voi possiamo costruire qualcosa. Innanzitutto, vabbè, la musica sarà protagonista, come ben sapete. Stavamo pensando addirittura di fare un nuovo concorso, visto che una volta c'era Sanremo, noi saremo promotori di Sanremo, questo nuovo concorso che sarà parallelo al Sanremo per il demenziale. Quindi se avete delle canzoni da proporci a noi le manderemo in onda. Devono essere ovviamente inedite, perché mandare delle cover, delle parodie su basi già fatte potrebbero essere, dopo dei problemi con il copyright, potrebbero proprio oscurarci il canale per colpa di questa cosa qua. Quindi se siete musicisti e avete voglia di cazzeggiare, ma proprio anche solo chitarra e voce, cioè pianoforte o anche a cappella, ti dirò di più, va bene tutto, Esatto.
Quindi già questa prima cosa ve la metto lì, poi magari la promuoveremo per bene. Sì, e poi diremo, cioè su Twitch la gente può comunque interagire in chat, può chiedere, può fare una richiesta, ad esempio suonateci buon compleanno perché la mia fidanzata compie gli anni. Come minimo. Oppure, non so. Canzoni d'amore, proprio la mia ragazza si chiama Flavia. Fate una canzone su Flavia. Esatto. Ama tanto i gattini. Allora noi partiamo e tipo esatto. No, Flavia ama i tu gattini. ti diamo il PayPal, tu ci fai un bonifico di 50 euro su PayPal e noi ti facciamo. No, non è così, c'è Twitch per questo. Fai l'abbonamento oppure fai un vabbè, donazione. arriveremo anche con l'abbonamento, che tanto che Amazon Prime è completamente gratuito, quindi esatto, ricordiamo che per quelli che magari sono un po' braccini corti, dicono io non voglio spendere 4 euro per abbonarmi a Twitch o al canale di Gemboy, non c'è problema perché se hai già Amazon Prime è esatto. gratuito. Però questo non è ancora attivo, quindi al momento non potete ancora abbonarvi, ma soltanto seguirci sul nostro canale che abbiamo aperto ieri l'altro, quindi sì, questo è un coming soon, quindi esatto. stiamo per aprire il canale questo Twitch Gemboy TV. Stiamo per venire, nel senso però uno si può già iscrivere adesso, uno si può già iscrivere, non vede un cacchio. Non stiamo trasmettendo esatto, niente, ma però magari quando siamo in diretta lì, faremo una diretta, gli arriva la notifica, dice Gemboy sono in diretta su Twitch. Vediamo che cosa. Poi altra nota, se state sentendo bene è merito del nostro sdruscino qua davanti. Esatto. Se state sentendo male è sempre colpa mia. Esatto. No, ed è anche un po' colpa di Facebook. Comunque sì, su Twitch si sentirà un po' meglio. Perché su Facebook diciamo che è come ascoltare un MP3 a bassa qualità, ma tanto se lo ascoltano col telefonino che cacchio sentono, fa schifo. Mentre su Twitch sarà ad alta qualità, quindi trasmetteremo in Dolby Surround 7.1, non è vero, ma potremmo farlo. Poi per chi si fosse perso qualche puntata, perché durante il lockdown, questo anno stranissimo di Covid, di tutto quello che è successo, la band si è un po' trasformata e vi voglio presentare al basso e alla batteria rispettivamente Damiano Trevisan, se ti alzi non ti si vede più. Esatto, se ti alzi non ti si vede. E al basso Mirko Merloni, Milko con la L. Nome cinese. Milko l'avete già conosciuto al basso perché suona già con noi, con Cristina. E Damiano spesso ha sostituito Matteo Monti, che salutiamo. Quindi piccole sostituzioni interne, niente, non ci sono stati fucilate o tagli di testa, niente di che, semplicemente cose normali, di normali quotidianità. Vabbè. Detto questo, cosa ci possiamo dire ancora? Scusa. Vabbè, ovviamente in canna noi abbiamo numerosi ospiti che potremmo invitare anche solo telefonicamente, quindi la tecnologia ci permetterà di vedere in webcam, cioè comunque aprire una finestrella anche qualcuno che si collega con noi e interagisce con noi. Esatto. Adesso non voglio farvi dei nomi, però Muscolo, ci vuoi dire come mai sei vestito così male per una cosa così importante? Esatto. Perché in realtà mi ero dimenticato che dovevamo fare la diretta. E poi non ho sentito questa mattina. Giro anche la telecamera così puoi parlare. No, è che questa mattina non ho sentito la sveglia e mi sono messo le prime cose che mi sono capitate sotto mano. Però sono contento, sei veramente un amico di quelli a cui io tengo particolarmente. Grazie per aver fatto notare queste cose. Proprio a casa anche, non ti si sente dal di lì, sei fuori dal microfono. Guarda che sappiamo anche. No, ma che così sveli i nostri segreti. Puoi togliere questa inquadratura, per favore? Perché scusa, stai parlando tu? No, ma non mi interessa, sto parlando. Signori, abbiamo riesumato dall'olio. Esatto, Augusto da olio. Dai, ci fai io vagabondo, Muscolo, dai, facciamo. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita Però ma basta. Ma un bimbo che ne sa, troppo azzurra non può essere l'età.
casa mia. È la tua canzone. È la tua. E il bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. Soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Ecco, questo c'è. Bellissimo, bellissimo. Fa più un bel momento. Il potere della musica, capite? Uno parte, dice vagabondo, Questo si chiama marketing. Esatto. Fare vedere i lati peggiori delle persone che lavorano con te. È nata via la connessione. No! Sì, in questo momento è andata via la connessione. Siamo fuori onda. No, adesso Quanta torneremo. gente- Forse. me lo dici, quanta gente c'è? 300 persone. Bello, buono. Erano 300 giovani e forti Esatto. e si sono collegati. Esatto. No, in teoria dovremmo esserci ancora in diretta. Ecco, sì, siamo tornati. Al momento siamo tornati. Altre richieste? Sì, altre richieste? Sì, in realtà ce ne sono tante. Guardiamo. Ragazzi, forse il futuro Luca è... Carli chiede questa. Non amarmi? No, Luca Carli. No, non amarmi. Luca Carli chiede chiede Panda Special. Luca Carli chiede Panda Special. Luca Carli chiede Panda Special. Non Carli per il gusto di qualcosa di diverso. Luca Carli. Dentro una Panda non fai mai centro se le metti a 90. Lo spazio è poco se tieni la panza o se uno è più alto di 1,90. Lividi e crampi in abbondanza, sai quanti graffi ha la protuberanza. Ma che due palle andare in giro con un cesso sotto i piedi. C'è una Panda fea che dà solo problemi. Ma quanti pezzi perde in giro per i colli pugliesi. E a trovare una posizione si diventa scemi. La Panda non va, ma una station vedo non ho. Una station ideale si sa. Su una station tutto si fa, tutto si fa, tutto si fa. Il Kama Sutra, na 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 na. Kama Sutra, Kama Sutra. Mi è rimasto in mano lo specchietto, sento un rumore tipo scoreggio, perdo la marmita e anche il poggiatesta. Cazzo, questa Panda è fatta di cartapesta. La ciglia che slitta, la gente si scansa, pensa che passi un'ambulanza. Ma che due palle andare in giro con un cesso sotto i piedi. Maledetta Panda che dà solo problemi. Se un uccello sempre in giro, lei ti lascia sempre a piedi. Trovare una che Panda la dà, si diventa scemi. La Panda non va, ma una station vedo non ho. Una station ideale si sa. Sulla station tutto si fa, tutto si va, tutto si va. Il Kama Sutra, na 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 na. Kama Sutra, Kama Sutra. Poi con le mani a casa. Ed ora saltare.
Molto bene, molto bene. Aspetta, fammi avvicinare lo schermo dove si vedono i messaggi, voglio vedere anch'io. Capiteci. È la distanza, siamo tutti tamponati, tranquillo. Sì. Cantate faccio piano, è dura quella. Potatina patatina, Kama Sutra, cantano anche il testo. Altra cosa che si potrebbe fare, vai con andate con una musica e io canto i commenti, va bene? Allora, aspetta, torno da un po' indietro, dai, torno un po' Fai indietro. fatica a leggerli, figurati. Ma se mi avvicino. Questa inizia. È dal prima addirittura? Sì, questa è la prima strofa che inizia così. Giacomo Zambelli chiede fate quella del mascarpone, non ricordo il titolo. E poi adesso ne arriva un altro che lo Sdrusci mi darà in sovraimpressione. Sembra scritto, Michele Peretto chiede Just My Imagination a ruota di Panda special come iLive. Michele, aspetta un attimo, che mo te la facciamo, ma prima c'è sta cagata dei messaggi. Vai con un altro, so se sei lento. Perché la Madonna. Sono Commodore 64. Ti vorrei dire, Grazie Michele. Ti vorrei dire che il Capisco rapper che ti piace di Michele questo Peretto, ma tempo- questo l'ho già letto. Mi senti, caro? Mi senti? Aspetta, tu sei. Che voce è Max? Il 10? Sì? No, non è il 10. Già al massimo. Non lo sento. 10 sei tu. 9? No, l'11. Ora ti sento. Bene. Allora. Luca Bolognesi chiede potatina patatina. Le scende lo spettro del cervo volante. Sono 3 richieste in una. Troppo pretenzioso, Luca. Hai Volevo sballato. solamente dirvi una cosa, Dici pure Max. che in questo tempo un rapper anche scarso ha cantato tipo 5-6 canzoni con un testo proprio intero. Ma non è colpa tua, ovviamente, è lo Sdrusci che è molto lento a scegliere i messaggi. Ma infatti facevo prima a cantarli direttamente guardando. Ma infatti è quello che dovevi fare tu. Ma hai fatti vedere lì? No, ma io te le faccio vedere, ma tu fai. Ilaria la pera chiede Drin Drin. Capo sei bravino, Tarzanello. E Luca Carli dice grandi grazie. Ma io accontenterei la richiesta di Michele Perotto. Michele Perotto quanto fa? Michelotto. E cosa chiedeva lui? Just My Imagination a seguire a ruota The Panda come i live. Sì, in effetti è vero. E allora facciamo Just Imagination? E poi viene come viene, Sei sicuro? disse Rocco Siffredi. Domani ho un esame e non ho proprio voglia di suonare, voglio uscire a cazzeggiare. Rimedio 3 amici e si va tutti assieme a vedere le puttane giù in città. Si ride, si scorreggia, si rutta, guarda quella lì, porca Eva quanto è brutta. Ad un certo punto uno mi fa, scusa ma quella lì assomiglia tanto a Just My Imagination. Just My Imagination. Just My Imagination. Non è lei. Just My Imagination. Just My Imagination. Just My Imagination. Ti dico no. Hai l'alito che sa di vino e non è un alito divino. E si va bene, le assomiglia un po', ma che non è lei, se ora ve lo dimostrerò. Le chiedo quanto vuole per trombare.
imagination. Per me tua madre. Just my imagination. Non è lei. Just my imagination. Sembra tua madre. Just my imagination. Per me tua madre. Just my imagination. Ti dico no. Se ti dico no è no. Hai mai visto tale quale show? Silenzio, si sta concentrando. Ok. Scommiamo e dopo un po' devo frenare. C'è una sotto un lampione che ha un che di familiare. Sembra a mia sorella, passo il vetro. Mi dice se cerchi mamma devi andare un po' più indietro. Just my imagination. È tua sorella. Just my imagination. È tua sorella. Just my imagination. Non è lei. Just my imagination. È tua sorella. È tua sorella. Ti dico no. No, no, non è vero. No, non è vero. Non è vero. No, non è vero. Non è vero. Tua madre. Non è vero, 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 non è vero. Non capite niente, facce di serpente, vaffanculo. Sorella. Iscrivetevi al canale Twitch, c'è un po' di TV, che arriveranno tante cose belle così. Che grande famiglia. Perché non applaudono? Pensa che a proposito Vabbè, di famiglia, perché non come li dicevo sentiamo. prima, vivendo questo lockdown insieme alla mia famiglia, dopo I get locked down. I get locked down. per favore, Che cagata. get lockdown. dopo 2 o Dopo 3 dice settimane, gne proprio. dopo 2 o 3 settimane che avevo cominciato a conoscerli un po' per bene, la mia famiglia, ho scoperto che sono veramente delle brave persone. Proprio. Sì, Molto bene, molto bene. Allora, cosa dicono i fans? I fans, sono rimasti in 4. No, non è vero, sono sempre i 300, no? Chiedono brani del disco nuovo, 2 aprile, vegana, ma li facciamo tutti su Twitch li faremo tutti, questo serve soltanto per invogliarvi e iscrivervi, dov'è? Qui, esatto. A Manda sovraimpressione. È questo. Non so se vediamo chi si accorge della silhouette Esatto. che ha usato Michele. Il primo che si accorge della citazione della silhouette qua vince una dedica. Cosa vuol dire della citazione? No, stai zitto, Dopo- non se n'era accorto neanche Carletto. No, e neanche io. Neanche tu, no, ma infatti il primo che se ne accorge vince. Perché non mi fa? Ma hai visto il program? Che program? Guarda il program. Cioè, Quale program? Il program. Quello, no? il program. Non se l'hanno riconosciuto neanche tu. Vabbè, Bene. non dico niente di che. Hanno riconosciuto. Leggici qualche commento, Sdrucci, mi Dai, sembra di dai, essere alla chiacchieriamo un messa, po'. mi sembra di essere. Chiacchieriamo un po'. No, Vado a vedere se- lui, perché lui si c'è fa- uno che dice sono gli un haters. Carlo Elicia al volo, è una persona che ha condiviso il video in diretta. Ah, ma gli haters non ci sono, neanche un Ma haters. no, li cancello quelli. Ah, Come li cancelli? Come li Esatto. cancelli? Ma fa sempre parte del calderone. Emanuele Bellucci sbollata, ecco, È un bravo. hater. figurati se Emanuele è il primino della classe. Esatto, è veramente. è lui che... Cos'è che Trump? Uno ha scritto Trump. Cos'è? Trump. Giù. Cosa c'entra Trump? Siete offline su Twitch? Sì, Luca Cesare, siamo. Sì, no, certo. Ma siamo online su Facebook. Esatto. Ci saremo su Twitch. Questa è una promo, diciamo così, Esatto. giusto? Siamo in diretta su Facebook per invitarvi prossimamente all'apertura del nostro canale su Twitch. Apertura alla quale interverranno, pensate un po', autorità. Sì. Ci sarà la Ferragna a tagliare il No, nastro. no, autorità, proprio autorità. Ah, ok, proprio. Ah, ok. Non vi dico quali perché sono troppo grosse. Dai, facciamo un Carlo Elicia al volo Carlo per... studia all'università, i grandi poeti a memoria sa, sogna l'amore, unico e vero, non cerca nulla di banale o leggero, lì c'ha fa la parrucchiera, legge chi è cronaca vera, sogna una casa ed un ragazzo, non conta l'amore se ha un grosso, Carlo incontra Alice così, nel profondo dei tuoi occhi ho voglia di tuffarmici dentro, tolgono il respiro. Che palle! Smetti di sparare stronzate e portami a fare un giro. Viva l'amore, mistero divino, i gesti d'affetto come il boccaccio sognato
la sua amata. Tutti sogniamo una bella scoperta, un amore che non annoia, anche se lei è una gran tristezza, ma diventiamo tutti uguali dal momento che si è orizzontale. Sabrina Pellegrino, oh ragazzi. Poi l'erezione del tipo di spollarsi, l'uomo sdraiato, si hanno indovinato tutti. Vi odio, siete delle merde, dice Chiara Lowe. Chiaro, però ha condiviso questo video e quindi ciao Lowe. Perché non una live su PH? Avete anche lo slogan: se vi piacciono i Gemboy adorerete Gemboy Live. Cos'è PH? Su PH? PH è il coefficiente di acidità delle... Non è la stampante PH? No. Fantastici 4, ciao Franco. Chi se la ricorda più quella? 2 di picche, per Calogero, grande. Tarzanello. C'è uno che ha messo una T e basta, T-O. T-Omo. Sarà T-Omo, esatto. I Gemboy non mollano. No, cioè, Puzze di Chiara, sì, no, comunque. Sì. Banda Special l'abbiamo già fatta prima, Orcia Cartoon, tutti quelli che la chiedono, l'abbiamo fatta all'inizio. Dovevate collegarvi prima, oppure Esatto. a sto punto potete vederla in differita. Vabbè, allora diciamo, caricheremo anche questo video su YouTube. Certo. Così dai, se lo potranno vedere anche su YouTube. Bene, io la chiuderei qua perché sennò gli diamo troppo. Esatto. Gli diamo troppo. Io anche perché ho fame e devo andare a casa a mangiare, quindi metti la camera totale. Dammela uno. Quindi vi abbiamo dato un assaggio di quello che potete sentire, vedere prossimamente. Cercheremo anche di migliorare magari gli effetti speciali, ma a noi ci piace un po' l'effetto caccamo. Va bene così. I Gemboy vi salutano. Alla chitarra vi saluta con la sua bellissima Miss JJ Muscolo, il nostro spilungone sosia di Boniek, per chi se lo ricordasse, il calciatore. Alla batteria Damiano Trevisan, alle tastiere sempre il solito maestro Max Vicinelli. Qui sotto abbiamo lo Strusci. Guarda, ti giro anche la camera. Ah, ecco, guarda, ti avevo girato la camera. Ci becchiamo su Twitch o comunque da qualche parte sui social in diretta per interagire con voi. Iscrivetevi. Twitch Gemboy TV. Ma dai, è facile. Sanno far tutti. Buona serata. Ciao a tutti. Siamo in diretta, sono le 18:41.